piacere di essere collegati con la dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, perché quando, dottoressa, si riparte, no, con la scuola, noi pensiamo magari ai nostri figli, ma per tutti voi è l'inizio di un nuovo anno scolastico, e in questi anni ci sono stati dei momenti anche davvero molto complicati. La prima domanda che le voglio fare è se lei sente che questo sarà comunque un anno diverso. Ma penso che questo sarà un anno di uscita, immagino, dalle questioni legate alla gestione della pandemia. Già, diciamo, le indicazioni che sono state date alle scuole dal Ministero, il famoso vademecum che è stato adottato, recano sostanzialmente principi, indicazioni molto basilari, molto semplici. I dirigenti hanno dovuto gestire cose molto più complicate gli anni scorsi e peraltro c'è uno scenario anche, come dire, di aggravamento, cioè è previsto comunque che tipo di attività si dovranno fare nel caso di recrudescenza dell'epidemia. Quindi direi che su questo fronte sarei abbastanza ottimista, insomma, sulle capacità di gestione e soprattutto sul fatto che si possa evitare la didattica da remoto, comunque la didattica integrativa per i nostri studenti. Allora, anzitutto, come si parte? Cioè, rispetto, diciamo, a settembre dell'anno scorso. Sì, allora tutte quelle misure un po' di limitazione della libertà personale che abbiamo imparato a gestire, quindi l'uso della mascherina, il distanziamento, la misurazione della temperatura all'ingresso, eccetera, tutte queste misure vengono meno. Quello che si richiede ovviamente è un atteggiamento, possiamo dire generale, un po' da parte di tutti, di autosorveglianza, cioè tutte le famiglie, ovviamente le famiglie nel caso dei ragazzini più piccoli, ma gli stessi interessati, come pure gli operatori scolastici, devono solo tenere sotto controllo eventuali sintomatologie che, messe tutte assieme, possono essere, diciamo così, indicative della presenza del Covid. E solo in questo caso evidentemente scatta la situazione di isolamento, che però non riguarda la classe, non riguarda i compagni di classe, non riguarda cioè gli altri soggetti della comunità scolastica, ma solo il soggetto eventualmente che ha contratto il virus. Poi sono ovviamente consigliate le misure di igiene, già ben note anche queste, quindi l'igienizzazione delle mani, degli ambienti scolastici, la pulizia, ma sostanzialmente una pulizia ordinaria e periodica, il ricambio dell'aria, quindi la ventilazione naturale e il ricorso a sistemi di ventilazione meccanico ad altri sistemi solo qualora evidentemente la qualità dell'aria sia scadente. Le famose finestre aperte, anche con temperature piuttosto Sì, rigide. io l'ho definita ventilazione naturale, come vede, ma Sì. sono le famose finestre aperte. Sì, su questo ci sono delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, peraltro noi abbiamo fissato un incontro con i dirigenti scolastici il 2 settembre che ha come focus specifico questa tematica, quindi quella della qualità dell'aria indoor, quindi all'interno delle aule scolastiche, con tutte le possibili soluzioni e misure che la scuola può assumere. Però la misura base, diciamo così, che viene indicata a tutti è quella di continuare con la ventilazione naturale, quindi con il ricambio dell'aria, con l'apertura delle finestre, soprattutto nei cambi dell'ora e durante la ricreazione. Il ragazzino, insomma, lo studente che dovesse poi risultare positivo, però non farà più la DAD, o no? Ho capito? Sì, ecco, su questo anche il vademecum del Ministero è stato molto chiaro. È stato detto che sostanzialmente la infezione da Covid viene equiparata alla qualsiasi altra situazione di malattia, quindi il ragazzino può essere malato per anche per altre cose e quindi non si discrimina in un certo senso, cioè qualunque sia la causa della malattia,
te ne stai a casa per il tempo strettamente necessario e basta, magari segui un assegno che ti viene dato dalla scuola, ma non è prevista la DAD, come non è mai poi stata prevista per altre situazioni di patologia, insomma. Ma quello che ci ha insegnato e che ci ha dato la DAD, no? E come facciamo a non perderlo come patrimonio? Speriamo ovviamente di non dover ricorrere alla Sì. DAD in dose massiccia come purtroppo è successo in questi anni. Certo, Però è sì, stata guardi, sì, forse guardi, io in criticata di questo questa forma. periodo stiamo assistendo in modo anche un po' stucchevole alla demonizzazione totale, no, della didattica da remoto da parte soprattutto di un po' di tutte le forze politiche che sono in campagna elettorale, tutte la DAD, al bando, eccetera. La verità è che la didattica integrativa in particolare, quindi integrare presenza e distanza, è un metodo, è una metodologia didattica che esisteva anche prima del Covid, ma aveva carattere assolutamente residuale, cioè veniva praticata solo da alcune scuole e solo in certi contesti. Pensi per esempio alla didattica da remoto che si faceva nelle situazioni delle piccole isole, oppure anche per esempio per gli studenti ospedalizzati. Quindi non veniamo da un'esperienza che non era conosciuta dal mondo scolastico, era conosciuta, si è generalizzata per forza di cose con il Covid, ma dalle scuole non viene abbandonata. Certo, non è la modalità didattica principale, ma non si può escludere che alcuni moduli, alcune attività integrative, alla partecipazione ad alcuni eventi o alcune conferenze, per esempio, che è difficile raggiungere di persona, possa continuare ad essere svolta da remota. Come vedi, anche noi stiamo svolgendo le interviste così, prima diciamo, dell'avvento del Covid forse non l'avremmo fatto, insomma. Assolutamente sì. E che cosa ha portato però la DAD alle scuole? No? Perché questa accelerazione improvvisa, sappiamo, insomma, per una serie di problemi contingenti, no? Ci sono scuole che dal punto di vista tecnologico non erano, diciamo così, performanti. Dal panorama che ha lei, cioè, riesce a darci un quadro di quello che è cambiato in modo così veloce? Sì, indubbiamente la pratica e la confidenza, vorrei dire, con la tecnologia, con le tecnologie che possono essere utili alla didattica. Questo è cambiato in modo, direi, abbastanza generalizzato, ovviamente per forza di cose, per necessità, perché quella è stata l'ancora di salvezza per poter continuare a far scuola. E questo è un patrimonio che rimane alle scuole, rimane nelle competenze dei singoli docenti, che quindi ne faranno sicuramente un uso, ne faranno tesoro, ripeto, anche come modalità non diciamo alternativa alla didattica in presenza, ma come modalità integrativa che può in alcuni casi, per alcune situazioni e soprattutto per alcune attività può ancora essere praticata. Quindi un salto in avanti dal punto di vista tecnologico nelle competenze dei docenti, questo senz'altro. Senta, ovviamente nel frattempo, perché non ci facciamo mancare nulla, no? Oltre al Covid, sappiamo del conflitto, adesso c'è questa grave emergenza energetica, si è parlato della scuola perché sembra sempre facile, no? Avere delle strategie che coinvolgono un così grande numero di persone, di ragazzi. E per fare chiarezza su questo, perché si è detto facciamo una settimana corta, facciamo i giorni con un'ora in più, quindi risparmiamo, eccetera, eccetera. Che cosa possiamo dire? Che cosa si sa? Che cosa si farà? Sì, allora guardi, questa è un'esigenza, diciamo, il dibattito è nato proprio in Veneto, a Verona, come è noto, un po' la provocazione, chiamiamola così, è stata lanciata dalla provincia di Verona, preoccupata giustamente dell'impennata dei consumi. Quindi il tema è sul tappeto, io ho avuto modo di sentire vari esponenti di enti locali che comunque hanno questa preoccupazione forte di non riuscire ovviamente a garantire per tutto l'anno scolastico le forniture di gas. Quindi è una questione di cui bisogna
come dire, ragionare in modo molto sereno. Secondo me, purtroppo siamo in campagna elettorale, quindi ovviamente, come dire, tutto prende i contorni un po' anche politici, però in realtà noi che siamo personale tecnico della scuola, che ci occupiamo di questo, sappiamo che ci sono tante soluzioni intermedie anche, oltre a quella, come dire, estrema del sabato libero, che però non vuol dire meno tempo scuola, perché l'equivoco anche e le polemiche che sono sorte sono di questo tipo. Sembra che chi voglia il sabato libero voglia tagliare il tempo scuola. No, anche perché, guardi, noi già in Veneto abbiamo circa un 40% di scuole, molte scuole del primo ciclo, che fanno già il sabato a casa, cioè hanno la settimana su 5 giorni, ma non hanno meno tempo scuola, semplicemente distribuiscono le ore, diciamo, della giornata del sabato facendo qualche rientro pomeridiano in più. Quindi, fermo restando che il tempo scuola è sacro e i nostri ragazzi non debbono vederselo ridotto, ci sono comunque delle soluzioni intermedie per venire incontro anche a queste esigenze, peraltro anche tenendo un comportamento, se permette, più ecologico, no? Perché il risparmio energetico risponde anche a quello, si fa anche educazione civica su questo nelle scuole. Quindi si può per esempio ragionare volontariamente su questa questione, quindi le scuole che già sono orientate a questo modello vanno favorite al modello sul sabato, e come pure si può razionalizzare meglio i rientri pomeridiani, per esempio individuando solo alcune sedi scolastiche, non tutte le scuole, dove fare le attività pomeridiane, concentrandole su quelle sedi lì, anche se relative a diverse scuole. Certo. Quindi le soluzioni sono tante. Ecco, però possiamo dire che per ora si parte come si è lasciata la situazione? Allora, direi di sì. Noi, ripeto, stiamo cominciando a fare qualche ragionamento con qualche ente locale. Ovviamente il problema, come dire, ci deve essere posto dall'ente locale. Non siamo noi che possiamo prendere l'iniziativa, ovviamente, che dobbiamo prendere l'iniziativa. Noi ovviamente siamo disponibili a fare ragionamenti tenendo presente che quello che è sacro è il tempo scuola dei ragazzi e ovviamente il coinvolgimento delle famiglie in questa eventualmente ridefinizione dell'organizzazione scolastica e le scuole in primis. Quindi questo è il punto di partenza. È chiaro che si inizia con il normale orario scolastico, anche perché sappiamo che il riscaldamento prima di metà, fine ottobre, tra l'altro il governo probabilmente deciderà l'accensione dei riscaldamenti un po' più avanti, quindi abbiamo anche qualche margine, ancora 2 mesi, per ragionare meglio e con il coinvolgimento di tutti su questi temi. Senta, dottoressa, la questione poi degli insegnanti, no? Quando si torna in classe è una questione, voglio dire, nota, e poi c'è sempre anche un po' un gioco di numeri che per noi che magari non siamo dentro al settore sono anche abbastanza aleatori. Cioè, da questo punto di vista, qual è la situazione? Sì, allora, dal punto di vista della copertura di tutte le cattedre a partire dal 12 settembre direi che siamo assolutamente a buon punto, e nel senso che tutti gli uffici provinciali stanno terminando in questi giorni, quindi tra oggi, domani e il 2-3 settembre, la tornata delle supplenze. Quindi noi abbiamo già definito le nomine in ruolo, ora siamo alla fase della nomina dei supplenti, quindi per i primissimi giorni di settembre avremo il quadro completo dei supplenti. Ovviamente un problema di tipo strutturale della nostra scuola, della scuola veneta, è l'alto tasso di precariato, che non è stato risolto neppure con questa tornata concorsuale. Le faccio presente che noi abbiamo circa, su un numero di docenti che si aggira sulle 60.000 unità, abbiamo circa il 15.000 supplenti, quindi è una percentuale alta. Che è se uno su poi, 4? Sì, esatto, non ci schiodiamo da questa percentuale. Peraltro questa percentuale diventa 1 su 2, e quindi siamo quasi al 50% quando parliamo del personale di sostegno. Infatti sarebbe stata l'altra mia domanda.
Esatto, perché per il sostegno abbiamo sempre il problema di avere un numero di specializzati che è insufficiente rispetto alle nomine in ruolo che possiamo fare, e poi sul sostegno vengono anche istituiti i posti di organico di fatto, e quindi posti sui quali non si possono nominare, non si può nominare personale di ruolo. Quindi lì il problema non è stato risolto a livello di soluzioni normative di carattere generale. E la questione degli insegnanti non vaccinati che possono rientrare in classe, giusto? Quindi questo aiuta? Cioè, di che numeri parliamo, diciamo, a spanne? Ma allora, qui possiamo dire che in Veneto la percentuale di personale scolastico vaccinato è stata molto alta e si è sicuramente attestata oltre il 95%, 96, 97%. Insomma, si tratta di numeri bassissimi. Io ricordo che la gestione del personale che doveva essere sospeso in quanto non vaccinato si riduceva in realtà a poche centinaia di unità. Quindi in realtà tra il personale scolastico il livello di vaccinazione è altissimo, cosa diversa invece per quanto riguarda gli studenti, dove diciamo il livello di vaccinazione è sicuramente più alto nei ragazzi delle scuole superiori, si aggira attorno al 80%, mentre molto più basso sui ragazzi del primo ciclo. Ecco, restano tutelati i fragili, no? Sia che si tratti di Sì. studenti che di insegnanti, in che modo? Sì, allora per loro è previsto in particolare l'uso della mascherina e altre anche possibili soluzioni di distanziamento, e proprio per tutelarli diciamo, dalla malattia grave, ecco, dalle conseguenze severe dell'eventuale diciamo Covid, insomma, la possibilità di contrarre il Covid. Certo. Mm. E senta, in questi anni, no? Abbiamo visto la difficoltà soprattutto dei ragazzi. Mi viene in mente adesso, per esempio, che ci sono dei bambini che vedranno per la prima volta, cioè per loro la scuola è quella con le mascherine e il distanziamento, quindi se ci pensiamo è davvero pazzesca questa situazione. Ma c'è anche una questione psicologica, no? Che è stata segnalata a più livelli, c'è anche insomma questo bonus che è stato varato. Su questo che cosa possiamo dire? Ci sono insomma molte scuole che comunque danno la possibilità agli studenti di parlare con una figura professionale, ma secondo lei come stanno i nostri ragazzi? Allora, sì, lei ha toccato un problema reale. I ragazzini che hanno cominciato la scuola primaria 2 anni fa, quelli che hanno cominciato le medie 2 anni fa o le superiori 2 anni fa, diciamo si abitueranno alla scuola pre-Covid e cominceranno a capire adesso cos'è la scuola pre-Covid in un certo senso. Il disagio psicologico e anche in alcuni casi dei disturbi del comportamento, soprattutto del comportamento alimentare, situazioni di autolesionismo e così via, si sono moltiplicate proprio nel periodo del Covid. Tant'è vero che noi diciamo, abbiamo fatto un accordo con l'Ordine degli Psicologi regionale e dei pedagogisti anche, abbiamo dato orientamenti, indicazioni alle scuole in relazione a dei fondi specifici che sono stati assegnati dal Ministero proprio per il sostegno psicologico e pedagogico agli studenti. Sappiamo che questi sportelli e comunque le attività che sono state promosse hanno avuto successo, sono state molto gradite, diciamo, nell'ambito scolastico. Ovviamente la ripresa dell'attività scolastica in presenza aiuterà, diciamo, anche a superare molte delle situazioni critiche. Ma potranno anche andare finalmente in palestra, potranno andare nei laboratori, fare i lavori di gruppo, tutto quello che insomma... Assolutamente sì, tutte quelle limitazioni che riguardavano per esempio lo sport e l'educazione fisica, che è stata una delle materie diciamo più penalizzate, no, dalla gestione del Covid, e le attività laboratoriali, che anch'esse molto penalizzate, si riprendono senza limitazione alcuna.
Le limitazioni saranno previste solo se ci sarà una recrudescenza, ripeto, della... Facciamo tutte le cose. Esattamente, sì. Senta, invece la questione dirigenti scolastici, beh, insomma, se ne parla meno, però insomma, è una questione piuttosto importante anche quella, no? Parliamo di numeri sempre. Sì, sì, sì. Allora, per quanto riguarda i dirigenti scolastici, noi quest'anno abbiamo avuto una massiccia mobilità in uscita, perché molti dei dirigenti scolastici nominati 3 anni fa in ruolo hanno compiuto il primo triennio e hanno ottenuto la mobilità presso altre regioni, ovviamente le regioni di loro provenienza. E tuttavia siamo riusciti a fare un buon turnover perché su 83 posti vacanti abbiamo potuto nominare per autorizzazione ministeriale 52 nuovi dirigenti scolastici che abbiamo già proceduto ad assegnare alle loro sedi, quindi saranno regolarmente in servizio dall'1 settembre, anzi vi facciamo in bocca al lupo e peraltro per le altre sedi vacanti abbiamo proprio oggi concluso l'iter dell'affidamento delle reggenze, che sono diciamo abbastanza distribuite in modo omogeneo su tutte le province. Abbiamo cercato di evitare la penalizzazione che tutti gli anni sempre ha avuto Belluno, perché Belluno è stata meno scelta da chi è stato immesso in ruolo. In questo caso quest'anno abbiamo un po' governato meglio l'orientamento alle scelte delle sedi e quindi diciamo che il panorama delle reggenze è abbastanza sostenibile un po' in tutte le province. Ecco, io parlo per esperienza personale, io vedevo il nostro preside con il metro fuori da scuola, no? Proprio con il metro, quelli di legno, a misurare i ragazzi, con gli ingressi, quelli diciamo, proprio insomma, le prime di qua, ecco, e gli ingressi scaglionati che comunque hanno comportato anche un ulteriore sforzo organizzativo. Certo. Che cosa succederà? Ragazzi tutti assieme all'ingresso? Sì, 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 orario unico, quindi di ingresso e di uscita, quindi viene meno la necessità dello scaglionamento, se non ovviamente legato a scelte che la scuola si è data, perché ricordiamoci che ci sono per esempio in alcuni poli scolastici particolarmente affollati già degli accordi tra scuole oppure degli accordi con le società di trasporto per differenziare le uscite. Quindi diciamo che semplicemente quello che cambia è che questo non avviene per disposizione emergenziale che obbliga tutte le scuole ad agire in questo senso. Però ovviamente se ci sono scuole che vogliono differenziare, scaglionare gli orari per loro ragioni organizzative, anche di gestione migliore dei trasporti, possono ovviamente continuare a farlo. Però non c'è un obbligo legato alla pandemia, come pure non c'è necessità di misurare distanziamenti o cose di questo genere. Senta, una delle cose a cui hanno dovuto rinunciare soprattutto i ragazzini, no? È stata la gita scolastica, ad esempio, oltre proprio alla convivialità, peraltro spesso vuol dire dentro la scuola, ma magari poi fuori dalla scuola invece succedeva dell'altro, ma insomma questo è un altro discorso. E su questo possiamo anche dire insomma che si cambia, noi ovviamente ci affidiamo a quello, alle indicazioni di adesso, però... Sì, stando, diciamo, se il livello della diffusione della pandemia rimane quello che conosciamo, quindi gestibile, eccetera, e le gite scolastiche, le uscite didattiche riprendono regolarmente, come da situazione pre-pandemia. Ecco, è importante ricordare che sia il Ministero che la nostra Regione hanno comunque deciso di continuare il monitoraggio dell'andamento dei casi nell'ambito delle scuole. Questa è un'ottima, secondo me, scelta perché quello che è importante è capire se ci sono campanelli d'allarme, cioè se ci dovesse essere una tendenza che magari si va consolidando nel corso dell'anno ad aumentare il numero di casi. Quindi questa è un'altra cosa che le scuole continueranno a fare, cioè monitorare i casi nell'ambito della scuola comunicandolo al Ministero e alla Regione. Posso chiederle qual è stato il momento per lei personalmente più difficile
in questi quasi 3 anni? Direi 2 momenti sono stati molto difficili. Quello proprio dell'inizio della pandemia, quando di colpo, diciamo, le scuole hanno dovuto chiudere la didattica in presenza a fine febbraio, inizi di marzo, mi ricordo 2020, e diciamo andare sulla didattica da remoto alla quale non erano abituati. Lì ci siamo sentiti una grossa responsabilità, soprattutto con riferimento all'avvio dell'anno scolastico successivo. Quindi era una pagina bianca dove non avevamo esperienze alle quali aggrapparci, e però avevamo la responsabilità comunque di guidare le scuole. Quindi quello è stato un momento in cui ho sentito forte questa responsabilità. Un altro momento dove ci siamo trovati comunque molto impegnati è stato l'anno scorso, quando abbiamo dovuto gestire quel complicatissimo protocollo sanitario. Quello si ricorda famoso: se c'è un caso succede questo, su 2 casi, 3 casi, eccetera. Era un protocollo veramente complesso ed è stato quindi anche lì molto impegnativo spiegarlo alle scuole e accompagnarle in questo percorso, diciamo. Senta, come lei ha sottolineato, siamo in campagna elettorale, lo sappiamo, ce ne siamo accorti, spesso ci sembrano quasi dei marziani purtroppo i nostri politici, però ci sarà anche un nuovo ministro, probabilmente, insomma, dell'istruzione. Sì. Insomma, che consiglio gli darebbe, così amichevolmente, che cosa si potrebbe dire a lui o a lei o a chi sarà? Intanto un grande in bocca al lupo, perché il settore della scuola credo che sia a livello governativo e anche amministrativo uno dei più impegnativi che esistano. Quindi prima di tutto veramente un grande in bocca al lupo. Seconda cosa, promuovere rapidamente le procedure di concorso per i dirigenti scolastici, perché non ne avremo più di freschi di nuovi per il prossimo anno. Per le figure apicali di segreteria, le segreterie hanno bisogno di essere molto rafforzate, e per i dirigenti tecnici, i nostri ispettori, che sono sempre di meno. Quindi rafforzare anche la governance amministrativa. Spesso, diciamo, in chi assume queste responsabilità, la macchina amministrativa viene messa un po' in secondo piano, è un po' in ombra, e invece è essenziale per realizzare qualunque politica. Quindi direi attenzione prima di tutto a che la macchina amministrativa nel suo complesso possa funzionare, possa camminare. Invece a chi andrà a scuola, che siano bambini, ragazzi, anche per i genitori per i quali insomma è un momento sempre... Ecco, per le famiglie e per gli studenti mi auguro che possa essere un periodo più sereno, in cui non debbono stare attaccati al registro online per vedere l'ultima comunicazione più o meno, diciamo, allarmata che arriva dalla scuola, quindi tipo domani la tua classe sta in DAD perché ci sono 3 casi positivi o cose di questo tipo, quindi potersi rilassare da questo punto di vista. Quindi non tanto concentrati sulla parte burocratica di gestione della scuola, ma sulla didattica. Questo auguro, di potersi, come dire, concentrare appieno sulle materie, sulle discipline, sugli interessi scolastici dei propri figli e dei ragazzi, insomma. Bene, allora come dicevo prima, insomma, noi stiamo incrociando le dita e ringraziamo la dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, in questo caso, e le auguriamo buon lavoro, perché insomma questi sono giorni piuttosto frenetici. Assolutamente, grazie, grazie molte.